Bentornati a un nuovo aggiornamento meteo, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi contenuti. La formazione di rovesce temporali nel weekend sulle prealpi venete e anche sull'Emilia Romagna in modo particolare ha scaturito la formazione di temporali anche forti seppur locali e in gran parte hanno lasciato a secco le pianure. Intanto in questi giorni all'inizio della settimana continuerà a scorrere aria fredda di origine artica che porterà a temperature anche sotto lo zero sulle aree pianeggianti localmente, con gelate tardive e temperature che torneranno nuovamente molto sotto la media. Insomma, sarà una ondata tipicamente invernale con temperature che si riporteranno ben sotto la media stagionale, con possibili occasionali fioccate mercoledì sulle prealpi attorno ai 700 metri di quota. Giovedì poi sarà una giornata tranquilla con nubi in arrivo da ovest, con tendenza alla formazione di una depressione nella giornata di venerdì sul Mar Ligure e quindi possibili piogge sparse al nord. Poi verso il weekend di Pasqua possibili nuovi rovesci sparsi sulle prealpi e sulle pedemontane del nord-est. Da giovedì il freddo continuerà ad agire su gran parte del versante adriatico e soprattutto al centro-sud, con temperature che rimarranno ancora sotto la media, sì, ma si rialzeranno leggermente, soprattutto nei valori massimi tra i 13 e i 15 gradi in pianura. Comunque viene confermato il maltempo al centro-sud questo inizio settimana, che si starà fino a martedì, e poi la possibile formazione di un nucleo che dal Mar Ligure scenderà poi nel weekend di Pasqua verso il centro-sud, portando forti piogge e maltempo sempre sulle aree ioniche in modo particolare e quelle del Mediterraneo centro-orientale. Tendenza quindi che vede un clima sia ancora fresco durante la settimana di Pasqua e continuerà quindi il trend tipicamente sotto la media per tutta quanta la settimana, tranne a Pasqua, quando è previsto un leggero rialzo termico, ma ne riparleremo ovviamente con i prossimi aggiornamenti meteo. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi contenuti.